Lo aveva promesso in campagna elettorale, via tutti i libri delle cosiddette favole arcobaleno dalle scuole materne ed elementari di Venezia. Sono quei volumetti acquistati dalla giunta Orsoni su proposta di Camilla Seibezzi, consigliera delegata alla lotta alla discriminazione. Perché non va bene, cioè un bambino non puoi dirgli di fare queste robe qua, devi chiedere ai genitori di fare queste robe. Altro è farlo con convegni, con cultura, spiegando con la libertà delle scelte, ci mancherebbe, quelle sono libertà di scelta degli adulti, ai bambini no. I libretti costati 10.000 euro avrebbero dovuto insegnare ai più piccoli ad accettare e a rispettare le differenze di genere. Vi erano per esempio raccontate favole su due pinguini maschi che covavano lo stesso uovo o su un cagnolino che sognava di fare la ballerina. Il bambino, ha spiegato il sindaco, deve trovarsi a scuola in un ambiente sereno e tranquillo. Dopodiché loro nelle loro case eccetera chiameranno papà 1, papà 2, mamma 1, mamma 2, quello che vuoi, io non ho nessun problema, anzi mi sembra assolutamente, sarà incoraggiato tutto quello che è integrazione eccetera. Quando dobbiamo pensare anche alla maggioranza delle persone che si chiamano mamma e papà, insomma. Brugnaro se la prende con una materia che forse non conosce, ribatte la ex consigliera Camilla Seibezzi. L'iniziativa presa a suo tempo con quei volumetti fa parte di un progetto sostenuto da diverse università italiane, da studi trentennali sull'argomento, sui quali ben 78 educatori comunali si erano formati. Il libretto Piccolo Uovo, ricorda la Seibezzi, è un testo pluripremiato nel settore dell'editoria per l'infanzia.